ragazzi, cosa ci facevate sotto l'olivo? Innanzitutto vi faccio un aggiornamento per quanto riguarda le vendemmie. Allora, abbiamo raccolto tutto il pino grigio e adesso stiamo aspettando per raccogliere il bardolino. Per esempio questo appunto è un vignetto di bardolino e inizieremo a raccoglierlo circa la settimana prossima. In questo periodo di pausa dalle vendemmie, un pomeriggio sono andato sui monti della Lessinia e ho preso con me la GoPro. Ho deciso infatti di registrare un nuovo episodio per la serie Philips Goes Out. Non so se lo sapete, ma qualche tempo fa ho deciso di aprire questa serie di video in cui vi porto a conoscere i luoghi più belli vicini a casa mia. So che non sono dei video totalmente correlati con l'agricoltura, ma magari possono essere utili ad alcune persone per venire a conoscenza di questi luoghi. Spero che questa serie vi piaccia. In caso positivo lasciate un like o scrivete un commento. E adesso non perdiamo altro tempo e iniziamo con il video che ho registrato in Lessinia. Tra 500 metri alla rotonda prendi la seconda uscita e rimani su via Colonnello Giovanni Fincato. Voilà! Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Philips Goes Out, in cui vi porto a vedere i posti più belli vicino a casa mia. E oggi ci troviamo nel parco naturale della Lessinia, che si trova sopra Bosco Chiesa Nuova. Adesso ci stiamo recando là sopra, quindi adesso non perdiamo altro tempo e raggiungiamo il rifugio. Ragazzi, finalmente si vede il rifugio, eccolo lì. Siamo arrivati. Allora, noi stiamo ripartendo da dove eravamo e adesso cerchiamo qualche punto in cui fermarsi a fare qualche foto. Buona ragazzi, allora vi è piaciuto il video? E le foto che avete visto potete scaricarle se volete cliccando sul link in descrizione. Bene, allora per questo episodio è tutto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Che siete? Beviamo. Dai, ci manca... Quanto ci manca arrivare là? Un'ora? Come un'ora? Ma va.